pescato a chioggia, messo a bollire per poco tempo, 10 minuti a vapore, qualche verdura, un po' d'aceto, spolpato, quindi quando è cotto è molto morbido. Questa è la polpa che si presta bene a questo antipasto, un po' di sale dell'ottimo olio d'oliva, un crostino di pane e il piatto è pronto, semplice e molto buono. Il granchio blu alla veneziana, nuovo piatto della tradizione che si adatta al cambiamento degli ambienti dei mari e trasforma quella che è un'emergenza in una prelibatezza che aspira a diventare eccellenza locale. Il granchio blu si nutre solo di vongole e ostriche, il suo sapore quindi è molto buono, simile all'astice. Coldiretti Veneto accetta la sfida con i suoi agri-chef e porta a tavola il pescato del giorno con una ricetta semplice alla portata di tutti, 2 ingredienti che candidano questo antipasto a diventare un simbolo del Veneto a tavola. Il Ministero ha fatto questo intervento importante, lo ringraziamo, per mettere a disposizione dei fondi per la cattura e cercare di smaltire il più possibile questo prodotto. Chiaramente va anche valorizzato perché essendo un'ottima carne e quindi dobbiamo anche nei nostri ristoranti, nei nostri agriturismi, nei nostri ittiturismi e pescaturismi cercare di valorizzarlo e dare una mano al nostro settore che sta mettendo in crisi 3.000 aziende che stanno coltivando, allevando nelle nostre lagune questi molluschi. Una chiave gastronomica molto interessante per poterla utilizzare sia nell'industria alimentare ma anche e soprattutto nei nostri ristoranti, nei nostri agriturismi e ittiturismi, per dare così un'opportunità anche alle nostre aziende di creare una filiera positiva e un nuovo business da un problema facendo diventare appunto una nuova opportunità economica. Un'iniziativa importante è quella di Coldiretti che ha capito lo spirito con il quale il Ministro ha fatto questo primo intervento, tamponare sì un problema, un'emergenza e poi dare la possibilità di creare da un problema una grande opportunità. È quello che sta facendo Coldiretti, cercando di spiegare attraverso gli agri-chef, altra ottima idea, la possibilità che si hanno in cucina e che si offrono nel cucinare questo prodotto. Credo che questo sia l'esempio di come l'Italia abbia sempre affrontato i problemi, con tanto pragmatismo, tanta praticità e soprattutto tanta consapevolezza di saper fare qualità. Vale anche per il granchio blu, tra l'altro ottimo, l'ho assaggiato, meraviglioso. Il granchio blu vanta tra l'altro proprietà nutrizionali importanti con una forte presenza di vitamina B12. I prezzi per chi vuole acquistarlo si aggirano intorno ai 10 euro al chilo. A settembre ci sarà anche la prima sagra dedicata al nuovo inquilino dell'Adriatico e se non bastasse per invogliare tutti almeno ad una prova, ecco un'altra ricetta saporita tutta da sperimentare. Allora abbiamo preparato dei spaghettoni fatti in casa all'aglio, quindi abbiamo messo dell'aglio dentro l'impasto e abbiamo fatto questi spaghettoni, abbiamo saltati con il granchio blu, quindi abbiamo bollito il granchio, l'abbiamo spezzettato, schiacciato per rendere più agevole il consumo, abbiamo saltato con del prezzemolo, aglio, un olio extravergine d'oliva buono e dei pomodorini. Abbiamo fatto questi spaghettoni al granchio.